Seria buondì, salve buongiorno. Questo nuovo video è dedicato alle consonanti della lingua piemontese, che come è chiaro che sia, dopo che abbiamo fatto le vocali, dobbiamo fare le consonanti, perché se no le vocali non sanno con cosa suonare, rincres. Allora facciamo le consonanti. Allora, in piemontese c'è qualcuno che dice che le consonanti sono tutte maschili, quindi si dice i consonanti. C'è qualcuno che dice che una volta l'alfabeto non si diceva ABC, ma si diceva ABC. E allora l'alfabeto veniva fuori ABC, D, F, G, H, I, lunga L, M, N, O, U, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Questo è il vecchio alfabeto detto alla piemontese. Difatti, quando uno dice dimmi l'alfabeto, si dice disme l'ABC, perché vuol dire dimmi le fondamenta dell'argomento, l'ABC. Tutte le consonanti, quindi abbiamo detto, sono maschili tranne due, l'H e la Z. L'H è l'H e la Z è la Z. La Z in piemontese non si legge Z, ma si legge Z. Lo dico perché non esiste il suono Z in piemontese e quando esiste solo perché si mette insieme una DZ o una TS. Si dite tizzes, tizzes, TS. Allora è la stessa Z di puzza, puzzola. Parole, questo è il suono in italiano, ve lo dico perché voi siete i peninsulari che devono imparare partendo dall'italiano, quindi ve lo dico, vi dico una parola italiana che contiene il suono. Altrimenti la parola zucchero, allora c'è anche questa z in piemontese, ma si scrive DZ, DZ. E la DZ sta per zu, per esempio la parola zura che vuol dire di sopra, si dice zura e si scrive dzura, D-Z-O-R-A. Ma la Z in piemontese quando la trovate da sola si pronuncia z, quindi è una S sonora, una sibilante sonora. Ma cosa sono le sibilanti? Cosa vuol dire sonoro? Beh, le consonanti in piemontese si dividono in sorde e sonore, ma in tutte le lingue a dire la verità, ma in piemontese è molto importante questa definizione. Allora, adesso io qui, in questo, io perché tengo la testa da una parte? Perché poi qua c'è avanza uno spazio che usiamo come una lavagna aerea. Allora, questa lavagna ci scriviamo quello che posso leggere qua davanti a me perché io leggo. Allora, la B e la P sono le bilabiali plosive. Da qua. Però plosive, bilabiali, perché le fate con i due labbri. Quindi bilabiali. La B è uguale alla P di principio, ma la B ci passa anche la voce tra le labbra, mentre invece la P la potete dire anche senza voce. Voi potete fare una P e non avete messo voce. Se però volete fare una B, dovete mettere la voce, se no dite una P. Ricadete nella P. Perché la differenza tra le consonanti sonore e quelle sorde è proprio questa qua, che le sonore ci passa la voce mentre le dite e se non fate passare la voce non riuscite a dirle, mentre invece le sorde non ci passa la voce, le potete dire semplicemente schioccando la bocca in qualche modo, facendo passare solo aria, ma senza la voce. Questa è la differenza tra le sorde e le sonore. E abbiamo delle coppie di sorde e di sonore che sono proprio come delle coppie, sono a due, come marito e moglie, no? Ecco, come delle coppie. Oltretutto, marito e moglie, sorda e sonora. C'è una che parla sempre e l'altro che non ascolta mai, quindi è perfettamente uguale alle coppie. Allora, B e B è la bilabiale sonora e P è la bilabiale sorda. D e T, la D, il D è sonoro perché dovete farci passare la voce, il T è sordo perché lo potete dire anche senza farci passare la voce. Il G è l'occlusiva velare sonora, G, sentite, occlusiva perché chiude, velare perché sta sul palato, si dice anche palatale, velo della bocca, il palato della bocca. G, e chiude, ma chiude facendo passare la voce, quindi è G, occlusiva sonora. Mentre invece K è occlusiva sorda, perché K
la potete dire anche senza far passare la voce. Sentite? La K dura, il C dura. Poi c'è la C, le stesse lettere K e G si possono leggere, per questo è tipico delle lingue romanze, si possono leggere anche dolci, quindi C e G. Quindi la C è una affricata, si chiama affricata postalveolare, vabbè, insomma, affricata sorda, C, e affricata sonora, G, quindi C e G. Poi abbiamo le fricative, scusate, si chiamano così, cosa volete che vi dica? Non sono linguista io, non sono linguista, però si chiamano più o meno in questo modo, fricative. Voi vedete cosa? La F è fricativa, perché frica, non so cosa vuol dire frica, però è fricativa. Allora, cosa succede? Che la F è sorda, perché la potete dire anche senza voce, mentre la V, che è quella che sta in coppia con la F, è sonora, perché V dovete far passare la voce. Quindi avete capito benissimo che ci sono queste coppiette. Poi c'è anche la sibilante. Torniamo alla sibilante, che c'è la S, che è la sibilante sorda, e la S, che è la sibilante sonora. Quindi S è sorda, non passa voce, S passa voce sonora. La S in piemontese si scrive o con una S singola o con una S. A seconda della posizione la S può essere sorda o sonora, quindi è posizionale la lettura della S, ma poi vediamo che ce n'è diverse di letture posizionali. Comunque, come si dice, mentre invece se voi trovate un doppio S o una S singola in certe posizioni è una sibilante sorda, quindi S. Questo è quanto, queste sono le cose, poi ce n'è anche altre, quelle single. Queste sono quelle in coppia, sorda e sonora, poi ci sono quelle single. Fateci se c'è qualche informatico, faccia un Tinder per queste consonanti single, che sono la laterale, quindi la L, laterale, L incomincia, laterale, perché quando dite la L è sonora, ma il suono lo fa passare ai lati della lingua, la L si punta nel postalveolo e voi fate passare il suono dai lati, postalveolo, per intenderci. Ci avete i denti, guardate che denti stupendi. Avete i denti sopra i denti, quello è il postalveolo. La zanziglia sarebbe, sopra la gengiva, ma da dietro ovviamente, perché penso che nessuno faccia le lettere mettendo la lingua davanti ai denti. Comunque, come si dice, poi c'è la M e la N che sono nasali. Cosa vuol dire? Che non fate passare la voce, quando dite una M o una N, la voce non esce dalla bocca, esce dal naso. Giuro, si chiamano nasali per quello, perché la M è la bilabiale nasale. Bilabiale, perché fate con le due labbra, M. Mentre invece la N è dentale, nasale e dentale, la N. Poi c'è la Q, che in piemontese si legge esattamente come la C dura, quindi Q, Q in piemontese è uguale. In latino, vabbè, allora vi dico, anche in latino si è sempre letto Q. Non so perché esiste la Q. In piemontese oltretutto si dice Q per chiamare la lettera Q, ecco, che è anche un nome equivoco, ma anche in francese così si chiama Q. E insomma, cosa volete che vi dica? È una lettera abbastanza inutile, devo dire, in piemontese, però è una lettera latina e quindi è rimasta, perché noi usiamo l'alfabeto latino piemontese. Non so se avete notato che in piemontese si usa l'alfabeto latino. Comunque, come si dice, il Q, la lettera Q, è una lettera abbastanza inutile, ma se volete sentire una vera Q, cioè una occlusiva uvulare sorda. Uvulare vuol dire che la dovete dire dentro l'ugola, la dovete dire in fondo, sarebbe questo suono qua, devi stufare proprio il gavas, questa è una Q, un vero Q, e quindi se lo volete sentire dovete andare in Groenlandia, dove c'è la popolazione groenlandese che parla e usa tantissimo il Q, la lettera Q, e usa un vero Q, usa il vero suono. Questo è il suono vero della Q, ma chissà se ce l'ha mai avuto anche in latino, non lo sappiamo. Dicono che in latino una volta distinguevano perché la pronunciavano come in Groenlandia, io non lo so questo, chiedete a chi è esperto.
Poi c'è la R che è la vibrante, perché vibra. No, e sonora, sorda, insomma, la potete fare sorda, ma la potete anche fare sonora ed è sempre una R. La potete fare moscia. Se la fate moscia, non è sbagliato in piemontese, si può dire anche R, se venite da Alessandria, per esempio, voi farete molto naturalmente una R. Quella è l'uvulare, cioè invece di pronunciarla R nel post alveolo, cioè nello stesso punto dove battete per fare la C, la G, la R, fate vibrare la lingua dove fate la C e la G. Se invece avete la R moscia, la R la fate dove fate la K e la G, la fate puntando la lingua prima sul palato, quindi fate R. Questa è la R uvulare, la R detta moscia o francese o alessandrina, chiamiamola anche con il nome in Piemonte, la R alessandrina. Sebbene ci sia anche gente nelle valli che ha questa R, perché è verso la Francia e tutto. Bon,